Bene, siamo con Davide Mendo. Davide, una partita complicata da tutte e due le parti, diciamo, e il finale non era scontato. È passato Valdagno, qualche rammarico. Parecchi rammarici perché ovviamente per noi il Valdagno è una corazzata, cioè c'è poco da nascondere. Abbiamo fatto la nostra partita, purtroppo nel primo tempo e anche nel secondo tempo che dovevamo fare gol. Purtroppo abbiamo sbagliato anche a pochissimo dalla fine un gol clamoroso. L'abbiamo detto in diretta, un infortunio, non so se definirlo un infortunio o un regalo, in effetti probabilmente nella fase conclusiva ha creato qualcosa di più. La tua formazione è stata un po' più, possiamo dire, sfortunata nell'ultimo metro lì davanti alla porta. Ma sì, sfortunata o siamo ancora parecchio imprecisi. Chiaramente siamo una squadra giovane, sbagliamo magari l'ultimo passaggio e questo poi ci complica la vita. Voglio rivedere bene perché non lo so, ci sono delle cose che voglio vedere se la palla è entrata, voglio vedere se la punizione di prima, non voglio essere polemico perché arbitrare è molto difficile. Chiaro che sono due episodi un po' dubbi, secondo Ecco, me. lì abbiamo provato a vedere qualcosa noi, la posizione nostra rispetto al tiro non ci consentiva di capire un po' come è andata. C'è da sottolineare però che con 7 millennials, come dice Paolo Virdi, avete dato del grandissimo filo da torcere, tanti talenti da far crescere. Tu su quei talenti giovani te la cavi bene, specie coi veneti, e vediamo un po' come andrà con i tuoi. E speriamo di ricevere meno complimenti e fare più punti, me lo auguro. Grazie Davide, a presto, in bocca al lupo.